domenica. Il decreto Salva Italia, in nome della liberalizzazione, stabilisce che tutti gli esercizi commerciali possano tenere aperto 24 ore su 24, tra parentesi peccato mortale, indipendentemente dalla località in cui sono ubicati o dalla posizione rispetto al centro città, azzerando anni di confronto e di accordi sia in sede locale che nazionale. Diciamo perché è l'unico giorno in cui possiamo dedicarci completamente alla nostra vita privata e ai nostri affetti familiari, contribuendo così allo sviluppo morale della società. Secondo, è falso sostenere che in Europa tutti tengono aperto e che bisogna modernizzarsi, visto che diversi paesi europei, quasi tutti, evoluti, rispettano la chiusura domenicale. Terzo, l'apertura non stop dei negozi non incrementa l'occupazione, ma la precarietà, incrinando i rapporti con le dipendenze costrette a turni massacranti. Che le vendite della domenica non aumentano il fatturato perché si sostituisce a quelle infrasettimanali. La clientela dispone già di orari e offerte adeguati a qualsiasi esigenza di spesa. Tenere aperta la domenica significa sopportare maggiori costi fissi con conseguenze negative per i prezzi di vendita e per i consumatori. Puntando al bene comune e creando un mercato sano ed equilibrato, basato su una società più equa e solidale, che consente alle persone di lavorare pur sostenendo l'impegno dei figli, della famiglia e quello della propria